Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha deciso di porre fine all'interdizione che impediva a Totò Cuffaro di candidarsi a qualsiasi carica pubblica. La notizia è stata accolta con entusiasmo dall'ex presidente della regione siciliana, che ha dichiarato la sua fiducia nella giustizia e si è detto grato per la decisione presa. L'interdizione era stata emessa in seguito alla condanna di Cuffaro per concorso esterno in associazione mafiosa, reato per cui ha scontato una pena di 6 anni di reclusione. Una vasta operazione antidroga è stata condotta dai carabinieri di Marsala contro 3 gruppi di spacciatori in concorrenza tra loro, ciascuno guidato da una donna. L'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Marsala su richiesta della Procura riguarda complessivamente 14 indagati accusati a vario titolo di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui crack, eroina e cocaina, estorsione, riciclaggio di denaro e lesioni personali. Adesso nel Catanese, dove un'altra operazione ha smantellato un gruppo di giovani criminali specializzati in furti e spaccio di droga e operante a Sant'Agata Libattiati. A capo dell'organizzazione vi era un uomo di 50 anni. Il gruppo era composto da 4 adulti e un giovane minore di appena 16 anni. Durante il blitz sono stati trovati e sequestrati oltre 1 chilogrammo di cocaina, un panetto di hashish da 250 grammi e 1.450 euro in contanti, presumibilmente guadagno della vendita della droga. Lampedusa continua a essere teatro di sbarchi di migranti. In meno di 48 ore diverse centinaia di persone hanno raggiunto l'isola, mettendo a dura prova l'organizzazione dell'accoglienza. Solo ieri sera, prima della mezzanotte, sono avvenuti 5 sbarchi che hanno portato 370 persone. Complessivamente sono stati 30 i piccoli barconi giunti sull'isola, trasportando un totale di 1.254 persone. La situazione nell'hotspot, che può ospitare al massimo 400 persone, è molto critica, visto che attualmente ci sono oltre 2.100 ospiti. Ed è tutto per questa edizione. Nel prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.